Don Nicola Tisconi era nato a Buenos Aires in Argentina il 7 dicembre del 1914, ma la sua terra d'origine era la Valgraveglia. Qui nella cappella di famiglia Santa Maria di Ne riposeranno le sue spoglie mortali. Tra le due località un itinerario lungo, quanto lunga e fruttuosa è stata la vita del sacerdote. Figlio di Agostino ed Eugenia Podestà, Don Nicola nella sua esistenza terrena ha raggiunto numerosi record. 104 anni e 8 mesi di vita, di cui almeno 100 vissuti con il vigore che sapeva infondere nel suo passo lesto e nelle sue indimenticabili orazioni. 82 anni di sacerdozio raggiunti lo scorso 13 giugno, data in cui nel 1937 era stato ordinato sacerdote da Monsignor Amedeo Casabona. 55 anni di servizio pastorale in diverse comunità parrocchiali, ciascuna delle quali oggi lo omaggia con affetto e con il ricordo di una testimonianza limpida ed efficace. Parroco di Barbagelata dal 1937 al 39, successivamente nello Spezzino dal 39 al 46 nella comunità di Maissana. Dal 46 al 63 era stato parroco a San Bartolomeo di Leivi, dal 1963 al 75 a Santa Croce di Moneglia ed infine dal 1975 al 1992 nella comunità parrocchiale di San Giuseppe a Ribasso, dove era stato festeggiato con particolare solennità in occasione dei suoi 100 anni. Ritirato a vita privata, era stato nominato canonico della cattedrale e dal 2011 cappellano di Sua Santità Monsignore. Nella basilica di Nostra Signora dell'Orto celebrava l'Eucaristia nei giorni feriali e prestava servizio come penitenziere finché la salute glielo ha consentito. Successivamente si era ritirato nella casa del clero, accudito amorevolmente dal personale e dalla cognata lieta che lo ha sempre seguito in tutto il suo percorso di vita. In occasione del 104° compleanno, Don Nicola non aveva mancato di ringraziare con affetto e riconoscenza tutti coloro che si prendevano cura di lui. Dei tanti incarichi svolti nella vita, tuttavia ce n'è stato uno, propostogli dal vescovo, che non si sentiva di ricoprire. Mi ha detto appunto, è vero, se voglio fare il nonno, di tutta la diocesi. E il nostro nonno no, non voglio esserlo, perché non posso guidare tanti nipoti, vero? Gli ho risposto a questo modo qui, vero? Si è messo a ridere, il Signore ha detto dai aiuto.